Benvenuti, oggi è sabato 25 maggio 2024. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.10. La luna si leva alle 22.36 e cala alle 6.42. Oggi è il giorno di San Gregorio. Il nome Gregorio ha origine greca e significa pronto, lesto. Ha il primato di essere il nome di 16 papi. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che proclama il 25 maggio Giornata Mondiale del Calcio. Secondo la risoluzione, la giornata celebra il 100° anniversario del primo torneo internazionale di calcio della storia, con la rappresentanza di tutti i paesi, che ebbe luogo il 25 maggio 1924 durante i Giochi Olimpici Estivi di Parigi. Partiamo con la cantante Emma Marrone, che compie oggi 40 anni. La fiorentina, vincitrice di Amici nel 2010, ha calcato il palco del Festival di Sanremo per ben 3 volte, conquistando la vittoria nel 2012 con Non è l'inferno. Passiamo poi all'attore britannico Ian McKellen, che oggi raggiunge l'età di 85 anni. Conosciuto per i suoi ruoli di Gandalf nel Signore degli Anelli e di Magneto nei film sugli X-Men, McKellen ha avuto una lunga carriera nel teatro prima di diventare un volto noto al grande schermo. E per concludere, auguri al maratoneta Stefano Baldini, che oggi festeggia 53 anni. Baldini ha raggiunto l'apice della sua carriera alle Olimpiadi di Atene nel 2004, dove ha conquistato la medaglia d'oro. Non capita spesso di fare un viaggio di 680 milioni di chilometri. La sonda spaziale Phoenix della NASA lo ha compiuto in 10 mesi, per poi atterrare su Marte, a pochi minuti dalla mezzanotte del 25 maggio 2008. Si è arrivati così ad una scoperta sensazionale. Sul pianeta rosso c'è l'acqua. In questo istante ognuno di noi sta guardando il proprio naso. Il nostro cervello però, sapendo che è sempre nello stesso posto ed è sempre uguale a se stesso, sceglie di ignorarlo. Così a noi sembra di non vederlo. Ma c'è, qua. Buon fine settimana ai 12. Oggi il weekend si apre con una splendida notizia. Giove entra in Gemelli, accompagnandosi al Sole e a Venere, tutti gli astri che hanno a che fare con la luce, il benessere e l'abbondanza. Vediamo cosa accade ai 12. Ariete, per voi un vantaggio eccezionale perché finalmente da una terza casa così ricca potrete sfruttare tutto l'appoggio planetario per rendervi brevissimi nella comunicazione, nella relazione e soprattutto per non avere più problemi di non dire effettivamente ciò che provate. Inizia per voi un periodo veramente ottimo. Toro, oggi, dopo aver salutato Venere e il Sole da poco, direte arrivederci a Giove. Giove esce dai vostri gradi. Il pianeta della fortuna, dell'abbondanza e dell'espansione si trasferisce in Gemelli. Sembra una cattiva notizia? Ebbene no, perché Giove sarà nella vostra casa del denaro. Almeno vi concentrerete un po' sulla vostra economia con degli auspici ottimi, perché Sole e Venere e Giove insieme sono veramente un talismano potentissimo. A proposito di fortuna, Gemelli è il vostro momento. Giove è finalmente entrato nei vostri gradi e siete il segno dell'anno. Sole, Venere e Giove, tutte e tre, sono una compagine che porta molta fortuna, molta positività. Pensate che ospitate in questo momento l'astro dell'energia vitale, quello della fortuna minor e quello della fortuna major. Che dirvi se non godetevela? Cancro, i movimenti planetari nella vostra 12ª casa vi assicurano una maturazione interiore. C'è tanta di quella positività nel vostro inconscio che non potete non rendervi felici del fatto che siete diventati delle persone adulte, diverse, molto maturate e soprattutto piene d'amore e d'affetto. Leone, splendide notizie per voi, si avverano i desideri perché la vostra 11ª casa è strapiena di positività, del Sole, di Venere e di Giove. Cosa desiderare di più se non un nuovo desiderio
desideri ancora, una smania di grandezza ancora? E beh, sognate, ora potete farlo. Vergine, Giove oggi entra in quadratura, per cui oggi, assieme a Venere e a Sole, interiormente discuterete di amore e probabilmente i sentimenti sono dalla vostra parte, si sarà materializzato un amore in cui dovrete stare attenti un po' alle diversità. Sicuramente però Giove in quella posizione vi obbligherà a stare attenti a tutte le procedure legali, economiche ed amministrative. Bilancia, una splendida notizia per voi per inaugurare questo weekend. Giove in trigono e magnifica i segni d'aria, quindi i Gemelli, Bilancia, Acquario saranno i più fortunati dello zodiaco. Con Giove in quella posizione, congiunta a Venere e a Sole, accade quasi un piccolo miracolo nella vostra vita pratica. Insomma, da ora in poi arriveranno per un bel po' solo delle belle notizie. Scorpione, festeggiate perché Giove finalmente esce dall'opposizione e quindi non vi sentirete più come Paperino un po' sfortunato. Ecco, finalmente adesso non c'è niente che vi impedisca, a parte Urano e Mercurio, di fare procedere la vostra vita verso i vostri obiettivi con minori ostacoli. Anche Mercurio tra qualche tempo uscirà dal Toro, vi rimane solo Urano, ma per questo ci sarà da aspettare un anno. Sagittario, la vostra giornata oggi è veramente saliente proprio perché il vostro pianeta Giove entra in opposizione in Gemelli. Cosa vi vuol dire associato a Venere e al Sole? Che c'è un mondo da reinventare. Abbandonate il passato e lanciatevi soprattutto in considerazioni che fanno un compendio sul vostro percorso affettivo, amicale e familiare. Immaginate come vorreste cambiare o ricambiare tutto e ripartire da zero. Tutto questo sarà possibile in maniera positiva. Capricorno, oggi saluterete Giove, il suo trigono si è spento, quindi Giove non comunicherà per lungo tempo con voi, il che non significa certamente che è uno svantaggio, perché avete tanta di quella carne al fuoco che adesso potete concentrarvi su obiettivi singoli e non pensare a tutto. Acquario, splendida notizia per voi perché siete tra i 3 segni più fortunati nello zodiaco in questa nuova posizione di Giove, un trigono di Giove, di Venere e di Sole, cosa volere di più, soprattutto con un bellissimo trigono al vostro Plutone. Oggi è una giornata che vuole significare che il vostro amore per le cose e per le vostre singolarità sarà premiato dalle stelle creando una nuova strada che vi piacerà percorrere. Pesci, una giornata oggi decisamente significativa, uno dei vostri astri passa nel segno zodiacale dei Gemelli e Giove inaugura una quadratura, per cui da ora in poi dovrete stare attenti bene a gestire il lavoro di squadra e soprattutto l'economia. È un periodo di guerra civile. Navi spaziali ribelli, colpendo da una base segreta, hanno ottenuto la loro prima vittoria contro il malvagio impero galattico. Conoscete queste parole? Sono l'introduzione della più famosa saga cinematografica nel campo della fantascienza. Siamo nel 1977 e il 25 maggio esce nelle sale Guerre Stellari, il film di George Lucas che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo. Ne seguiranno altre 8 per un incasso totale di 10 miliardi di dollari. Oggi parliamo di un'espressione molto comune, to cost an arm and a leg, che letteralmente vuol dire costare un braccio e una gamba. L'origine risale al secondo conflitto mondiale, quando molti soldati persero braccia e gambe e per loro il prezzo della guerra era letteralmente un braccio e una gamba. Da qui l'espressione è passata nell'uso comune per indicare un costo sproporzionato rispetto al valore, estremamente costoso, quasi come se dovessimo pagare con una parte del nostro corpo. In italiano diremmo costa un occhio della testa. Ma non preoccupatevi, qui vi sveleremo tante curiosità senza dover pagare un prezzo così alto. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Manacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Ed
Eccoci pronti per conoscere la storia di un personaggio che certo non passerà inosservato. Gian Gastone de' Medici, l'ultimo erede della dinastia dei Medici e Granduca di Toscana. Ma non pensate che la sua vita sia stata monotona e priva di sorprese. Questo uomo dalla personalità contraddittoria ha compiuto gesta epiche, come abolire la pena di morte e ridurre le tasse per i ceti più poveri. Ma il suo animo, sensibile e malinconico, lo ha portato spesso a cadere in depressione, al gioco d'azzardo e all'alcolismo. La sua vita privata? Un mondo a parte. Gian Gastone viveva la sua omosessualità in modo aperto, partecipando a orge e giochi erotici organizzati dal suo fedele servitore. Insomma, una figura complessa che ha saputo unire l'illuminismo del suo tempo a una vita privata fuori dagli schemi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Un vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi. E noi con i nostri occhi cerchiamo ogni giorno nuove terre, le nuove terre del nostro almanacco. Quindi ci vediamo domani con un'altra puntata.